La CGIL oggi in sit-in con la UIL per manifestare contro il decreto legge sicurezza che proprio stamattina sarà in discussione al Senato. Ricordiamo che già alla Camera è stato approvato. Ecco, cos'è che denunciate? Quali rischi secondo il sindacato? Un DDL cosiddetto sicurezza, perché di sicurezza non ha nulla, è un disegno che loro hanno di reprimere il dissenso. Il governo Meloni, piuttosto che affrontare il malessere dei cittadini, dei lavoratori, delle famiglie, pensa di chiudere tutti in galera. Vogliono impedire appunto ai giovani, ai lavoratori di denunciare le crisi che ci sono nel nostro paese, minacciando la chiusura in carcere. Vogliono chiudere in carcere persino le donne incinte e le giovani mamme con figli sotto 1 anno. Ecco, questo denota il pensiero che questo governo ha della gente che lavora, della gente che studia, dei disoccupati. Noi diciamo al governo di affrontare il malessere piuttosto che reprimere. Poi questo governo, al contrario, elimina tutte le leggi che sono leggi che mettono in galera invece i reati contro la pubblica amministrazione, perché in quei reati c'è la spia molto spesso della presenza della mafia. Allora noi diciamo: condannino e mettano di nuovo il penale per i reati, coloro che fanno reati contro la pubblica amministrazione e contro i mafiosi, piuttosto che contro il sindacato e i lavoratori. Giovanni Manganella, in rappresentanza della UIL, in sit-in insieme alla CGIL per rimarcare i rischi di questo decreto legge sicurezza in discussione al Senato, già passato alla Camera. Si sta attraverso questo decreto sicurezza andando a inasprire tutta una serie di pene, mettendo in forse anche la possibilità di poter legittimamente produrre una opposizione a quelle che sono leggi che vanno contro il livello di civiltà che abbiamo acquisito nel tempo. Inasprire le pene di per sé non vanno a risolvere le problematiche che hanno evidenziato, e nello stesso tempo probabilmente alcuni eccessi, tipo la carcerazione di donne che si trovano in stato di gravidanza e questioni di questo genere non sono sicuramente vicine a quello che è il sentito della popolazione, dei cittadini italiani.